Eder. Mech. Pallister. Ho provveduto ad analizzare i telefoni di Liliana Resinovic al fine di reperire elementi utili che possano ricostruire le giornate antecedenti la scomparsa della Resinovic, avvenuta a Trieste in data 14 dicembre 2020, e le motivazioni che possano aver portato all'allontanamento, sia esso voluto o forzato. I suoi telefoni sono stati acquisiti in quanto consegnati spontaneamente dal marito della donna, Visintin Sebastiano, nato a Trieste. Gli stessi si trovavano ancora all'interno dell'abitazione dove i due coniugi convivevano in via Verrocchio 2. 1. Analisi telefono Apple A2101. Telefono cellulare di marca Apple modello A2101, iPhone 10s Max, comprensivo di scheda SIM corrispondente all'utenza che finisce con 8.888.877. Per quanto attiene l'apparato telefonico in questione, grazie all'estrazione compiuta, è stato possibile ottenere sia dati riferibili al telefono stesso, quali rubrica dell'utente, registro chiamate e messaggi SMS, che file multimediali e riscontri di navigazione in esso contenuti, come di seguito descritto. Verranno considerate solo le voci che possono avere attinenza con l'attività info-investigativa in corso di svolgimento. Account utenti. I nomi utente utilizzati richiamano un nominativo della Resinovic, sia nella sua interezza, nome su Skype, Liliana Resinovic, che tramite diminutivi, nome WhatsApp, Lily, portando a ritenere che la donna sia anche la reale utilizzatrice del telefono. Ulteriore riscontro è costituito dalla userid utilizzata per la casella di posta elettronica, 26 aprile@alice.it, associata al social Facebook, corrispondente alla data di nascita della Resinovic stessa. Calendario: non vi è evidenza di eventi personali ma unicamente di date con festività nazionali e pertanto verosimilmente preimpostate dal telefono stesso. Chat e SMS: vi è evidenza di 113 chat di messaggistica, della quale solo 88 attive riferibili in via prioritaria all'applicativo WhatsApp, alcune delle quali, peraltro non rilevanti, sviluppatesi anche in data successiva alla scomparsa della Resinovic. Fra quest'ultime in data 21 dicembre 2021, un giornalista si rivolge direttamente a Sebastiano affermando che avrebbe pubblicato la notizia, senza specificare null'altro, salvo richiedere eventuali dichiarazioni in merito. A tale richiesta non segue alcun messaggio di risposta. Da portare in evidenza che anche in altri sporadici casi qualche altro interlocutore si rivolge direttamente a Sebastiano, portando a ritenere che il telefono in questione possa essere stato utilizzato almeno saltuariamente anche da quest'ultimo, magari in alternanza alla moglie o, più probabilmente, solo dopo la scomparsa di quest'ultima. La maggior parte delle chat ha carattere personale, non rilevante ai fini delle indagini e con interlocutori presenti all'interno della rubrica del telefono i quali si rivolgono al titolare del numero chiamandolo Lily. Cookie: all'interno del telefono si evidenzia la presenza di 342 cookie di navigazione, ultimo dei quali relativo al sito ilmeteo.it registrato in data 13 dicembre 2021. Nel corso della medesima giornata, fra le ore 11:21 e le ore 13:07 si evidenzia l'accesso, in ordine cronologico inverso, ai siti immobiliare.it, e pertanto relativo ad annunci di affitto e o a compravendita di immobili booking.it. Organizzazione di viaggi e o vacanze, team.it, relativamente alla mail Alice, e subito.it, sito di compravendita fra privati. Precedentemente si ha evidenza di cookie relativi a siti governativi. E imps.it o facebook.com e nuovamente accesso alla mail di team collegato al dominio Alice in uso alla Resinovic come sopra riportato. Tali cookie sono però relativi a navigazione avvenuta nel corso dei mesi di novembre e ottobre 2021. Si tralasciano evidenze precedenti, comunque sempre in analogia con quanto descritto. Cronologia web, poco significativa e temporalmente ristretta, comprende alcuni accessi ai siti imps.it, instagram.it e di previsione meteo. Elementi ricercati, in analogia con quanto già riscontrato per quanto attiene la presenza di cookie di navigazione all'interno del device. Gli elementi ricercati permettono di meglio definire la tipologia di ricerca all'interno di detti siti. Nello specifico della giornata del 13 dicembre nell'arco temporale compreso fra le 11:50 e le 12:36 alcune delle chiavi di ricerca eseguite sono state subito.it, 11:50, immobiliare.it Trieste affitto, 11:51 e Hotel Graor Sezzana 12:34.
Ricerche inerenti appartamenti in affitto a Trieste si evidenziano già a partire dal 4 gennaio 2021, sia con chiavi di ricerca specifiche siti affitti case, 4 gennaio 2021 17:32 che più generici, altre ricerche su subito.it, immobiliare.it ma anche casa.it Trieste. Note, le numerose note presenti sul telefono, 310 in tutto ma molte delle quali vuote, propongono elementi non inerenti, ricette, farmaci da banco, appuntamenti e utenze telefoniche senza riferimenti specifici. Riconducibile a quanto sopra portato in evidenza, relativamente alla probabile ricerca di un appartamento in affitto, si sottolinea la nota di Tecnocasa Giulia del 10 febbraio 2021. Si hanno ulteriori riscontri, meno recenti e relativi all'anno 2019. Casa da Privsta di Unereo Rocco Subito Montecengio del 29 ottobre 2019, Immobiliare FM per app Vubanelli resta ammobiliata, del 18 settembre 2019, Subito Affitti Pitre del 31 agosto 2019 e altre. Posizione del telefono, l'ultima posizione registrata dal telefono è relativa alla giornata del 26 novembre 2021, alle ore 12:51, quando vengono scattate alcune foto in via Damiano Chiesa aventi ad oggetto il Green Pass della Resinovic. Registro chiamate, nel corso della mattinata del 14 dicembre, giorno della scomparsa della Resinovic, ma anche successivamente si registrano numerosi tentativi di chiamata in ingresso da un'utenza non memorizzata sul telefono ma come noto riferibile a Claudio Sterpin, a partire dalle ore 10:56. Tali tentativi proseguono fino al 21 dicembre. Si evidenziano poi anche altri numerosi tentativi di chiamata prevalentemente in ingresso, successivi alla scomparsa e perdurati fino al 22 dicembre. Da numerose utenze la maggior parte delle quali da numerazioni che trovano riscontro nella rubrica del telefono, ma anche utenze non registrate. Si segnala però che alcune chiamate risultano anche effettuate in uscita dal telefono analizzato, il quale pertanto è stato utilizzato anche successivamente alla scomparsa della donna. Ultima chiamata antecedente l'allontanamento da casa da parte della Resinovic risale alle ore 18:39 del 10/12 verso la pizzeria l'Olandese Volante preceduta da una chiamata diretta al fratello alle ore 13:11 del medesimo giorno. 2. Analisi telefono Samsung SMN9005 telefono cellulare di marca Samsung modello SMN9005, Galaxy. Per quanto attiene l'apparato telefonico in questione, grazie alle estrazioni compiute, è stato possibile ottenere sia dati riferibili al telefono stesso, quali rubrica dell'utente. Registro chiamate e messaggi SMS, che file multimediali e riscontri di navigazione in esso contenuti, call come di seguito descritto. Verranno considerate solo le voci che possono avere attinenza con l'attività info-investigativa in corso di svolgimento. Account utenti. Il nome utente utilizzato per l'applicativo WhatsApp è Liliana. Così come la foto di profilo che ritrae l'immagine della Resinovic porta a ritenere che la donna sia effettivamente anche la reale utilizzatrice del telefono. Chat e SMS. Vi è evidenza di sole 8 chat di messaggistica, della quale solamente 3 riferibili all'applicativo WhatsApp, delle quali la più recente è terminata all'11 ottobre 2021. Cookie. All'interno del telefono si evidenzia la presenza di 2902 cookie di navigazione, ultimo dei quali relativo ad una ricerca Google registrato in data 13 dicembre 2021. I cookie di navigazione, a differenza del telefono analizzato in precedenza, hanno cadenza pressoché quotidiana. Sono molto più diversificati ma si registra comunque la presenza di evidenze di navigazione su siti pertinenti alla compravendita o l'affitto di unità immobiliari, subito.it, immobiliare, idealista.it. Cronologia web, molto più estesa e articolata rispetto al telefono Apple, comprende nello specifico dell'ultimo periodo di utilizzo, che ha termine alle ore 11:29 del 13 dicembre 2021, principalmente siti di informazione, quali fanpage, Corriere della Città e Al Volante eccetera, ma anche siti contenenti annunci di appartamenti in affitto. Quest'ultimi rappresentano la quasi totalità delle pagine visitate delle giornate comprese fra il 08 e l'11 dicembre, e comunque la maggior parte delle pagine visitate negli ultimi mesi. Elementi ricercati. La cronologia delle ricerche nel telefono ha termine il 22 novembre 2021.
Precedentemente, oltre ai consueti annunci immobiliari, hanno spazio ricerche prevalentemente relative a meteo, giochi e indirizzi. Sia in Italia che in Slovenia e verosimilmente riferibili all'applicativo Maps. Registro chiamate. Nel corso della mattinata del 14 dicembre, giorno della scomparsa della Resinovic, si registrano 3 tentativi di chiamata in ingresso dall'utenza P70218, memorizzata come Claudio Sterpin. Fra le ore 10:11 e le ore 11:58. Nel corso delle ore seguenti, fra le 20:39 del 14/12 e le 09:24 del 16/12, si evidenziano 6 chiamate ricevute dall'utenza 6112 memorizzata come Sergio, verosimilmente il fratello di Resinovic. 2 delle quali con risposta e conversazione della durata rispettivamente di 12:19 e 8:59 minuti. Non vi è evidenza di ulteriori contatti avvenuti precedentemente ad eccezione di 3 elementi cancellati, specificatamente 3 videochiamate di durata nulla effettuate in rapida sequenza alle ore 11:40 del 28 luglio 2021. Uno dei telefoni di Liliana va sul sito Al Volante. Poiché Liliana tutto questo interesse verso la guida sostanzialmente non lo aveva, questo potrebbe fare pensare che è Sebastiano a fare queste ricerche e quindi a utilizzare quel telefono. Sebastiano non sa che è Sterpin al telefono e quindi non risponde. E invece qui scopriamo che la mattina Sterpin chiama Liliana su un numero in cui lui è salvato come Claudio Sterpin. Quindi Sebastiano, vedendo queste chiamate, leggerà Claudio Sterpin. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.